Vai. Paolo Fresu, da Berchidda in Sardegna, un piccolo paese, adesso ha girato e gira il mondo. 2500 date, 2500 concerti, 230 album incisi, è un mostro della tromba. Gershwin, che è il compositore di Summertime, in realtà la sua genialità è stata quella di scrivere delle melodie bellissime che poi sono diventate molto popolari, quindi Summertime è una di queste e le melodie popolari sono anche quelle facili, quindi ce la siamo cavata bene. Non abbiamo fatto danno. No, no, direi di no. Forse è uno dei modi più sicuri per diffondere il jazz, che rimane sempre un po' un'elite, cercare di farlo arrivare a tutti è un po' un intento comune. Ma penso di sì, perché per anni il jazz è sempre stato visto come una musica un po' elitaria, un po' ostica, difficile, eccetera. Invece il jazz oggi è una musica straordinariamente varia, peraltro. La parola jazz è troppo piccola per andare a definire quello che è successo dagli anni '20 del secolo scorso fino ad oggi. Quanta Sardegna c'è nella tua tromba, nelle tue note? Oddio, è una domanda difficile, non lo so, perché io tendo un po' a distinguere le cose. Quando suono la mia musica, alcune volte la Sardegna non esiste apparentemente, poi scopro alla fine dei concerti, viene sempre qualcuno e mi dice «Ah, ho sentito un pezzo di Sardegna». Evidentemente c'è, se non altro perché sono sardo, sono nato in Sardegna, ho una cultura che viene da lì, parlo perfettamente la mia lingua e ne sono fiero, per cui evidentemente c'è qualcosa... Hai perso un po' l'accento però, eh? Beh sì, però quando parlo con i genitori anche al telefono mi so rifare bene. Però dirigo anche dei progetti dove la Sardegna è molto presente, uno si chiama Sonos e Memoria, è un film, sonorizzo in diretta un film con delle immagini della Sardegna degli anni 20, 30 e 40 dell'Istituto Luce, un altro progetto che si chiama Etnografie, che era nato su commissione dell'Istituto Etnografico, e lì la Sardegna è proprio presente con dei temi, con delle sonorità. Un po' come Ray Charles, no? Sei partito dal rurale per girare il mondo e adesso vivi tra Bologna, Parigi e poi che altra città? Ma insomma mi sembra che ce n'è a sufficienza, direi Berchidda poi, perché comunque resta per me un luogo importante. Vabbè, sono nato lì, c'ho lì la famiglia, c'ho lì gli affetti, ma poi soprattutto lì uno straordinario gruppo di persone che sono quelle che mi danno una mano per organizzare il festival di jazz che dirigo a Berchidda da tanti anni, si chiama Time in Jazz, un festival che esiste da 19 anni, quest'anno, l'anno prossimo ci sarà l'anniversario dei 20 anni, che è una manifestazione per me importante, che raccoglie tanta gente e che si muove attraverso un processo, come dire, abbastanza diverso da quello degli altri festival. Si fa nel paese, nel cuore del paese, ci sono tanti concerti che si tengono nelle chiese in campagna, nelle basiliche, piuttosto che in montagna alle 6 del mattino, piuttosto che gruppi per le strade. Quest'anno terremo addirittura dei concerti in treno, un treno che partirà da Cagliari, che arriverà fino a Berchidda, un treno sonoro, perché sonorizzeremo proprio il treno con tutti i rumori dei freni piuttosto che dei motori. E questo è una sorta di avvenimento, è un festival che diventa una festa straordinaria, ed è questa proprio la cosa che dicevamo anche prima, cioè il fatto che il jazz possa diventare un'occasione bella per incontrarsi, per conoscerci, per scoprire anche delle cose che sono al di là della musica. Comunque la Sardegna è un'isola, per cui siamo un po' tutti autodidatti, ci siamo nutriti più che di notte di mare, di sole, di vento, e credo che questo in qualche modo sia una piccola differenza che al giorno d'oggi, in questo momento storico in cui tutto è apparentemente uguale, avere questa piccola differenza in qualche modo penso che faccia bene. Per quanto ci riguarda fa bene alla musica.